abbiate un interesse più rilevante rispetto a questi temi che rispetto alla partita. In ogni caso, come piccolo ringraziamento del fatto di essere qua, ho chiesto a Franco Barbieri, disattento come sempre, di distribuirvi due cose sostanzialmente. Una è questa, è un articolo che è apparso su un giornale di estrema sinistra, il Corriere della Sera, martedì scorso, e che tra le altre cose parla della cura che serve al paese, tra le altre cose parla di immigrazione e la mette in relazione con la sicurezza. E poi c'è un estratto, temo non autorizzato ma spero perdonato, del libro presentato qua poche sere fa di Gabrielli e Bonini, prefetto Gabrielli, ex capo della polizia, tanto per focalizzarlo, Contro la paura, dove un capitolo è dedicato ai migranti, inganni e ipocrisie, si chiama il titolo del capitolo, e dove, come dire, lui espone una sua teoria del come potrebbe essere la politica migratoria per favorire un'integrazione, un'inclusione dei migranti, piuttosto che viverlo in termini securitari e quindi parlando alla pancia degli elettori. E per facilitare tutto questo avete anche due QR code che rimandano al sito del CESTIM, di cui io sono indegno presidente e lui è uno dei fondatori, che si occupa di studi e immigrazione. Perché questo? Perché secondo noi col QR code, telefonino, tac tac, si va subito e si hanno tutta una serie di dati aggiuntivi molto importanti. Volevo cominciare col dirvi che il titolo dell'incontro, Migrazione e sicurezza for Dummies, quel for Dummies non è per dire per degli sprovveduti, come dire, è perché i libri, se li avete letti qualcuno, i libri for Dummies sono dei libri, come dire, che si basano su dati e fatti estremamente precisi, non pretendono di fare voli pindarici, ma mirano all'essenza delle cose, al come fare delle cose. E noi qui vorremmo parlare con voi di un tema che sicuramente è molto complicato, ma vorremmo parlarne in modo chiaro, pochi concetti, pochi numeri, perché abbia voglia di ragionare con noi con onestà intellettuale e cercare di portare a casa non degli slogan come normalmente si ha a che fare quando si parla di questi temi, ma con delle possibili ipotesi operative. Vogliamo darvi dei dati di estrema evidenza e farvi delle proposte altrettanto chiare. Partiamo da quei due documenti che vi ho detto, perché secondo noi, come dire, delle indicazioni le danno. Sentiamo parlare in questi giorni, in modo, come dire, anche nel nostro campo, di alleanze, campi larghi, tirare dentro questo, mollare fuori l'altro. In realtà a noi, almeno a me, piacerebbe sentir parlare di ipotesi di programma, di che cosa vorremmo occuparci con quello che speriamo sia il nostro nuovo governo, quali sono i temi su cui vorremmo che il nostro campo fosse effettivamente impegnato e su questi temi come vogliamo muoverci. Allora tutto questo può essere messo a terra, come si usa dire adesso, da due persone che si occupano rispettivamente dei temi di immigrazione e sicurezza, uno da quasi mezzo secolo e uno da un quarto di secolo invece, perché il nostro Giampaolo Trevisi è poco dopo il 2000, dal 2002 che è entrato a Verona nell'ufficio migranti, poi si è occupato della scuola per poliziotti di Peschiera e si è occupato di tante altre cose, quindi di migranti e sicurezza sicuramente è un esperto. Carlo Melegari si è occupato prima della nostra emigrazione all'estero, perché ha lavorato in Germania, in Inghilterra e non solo, occupandosi degli emigranti italiani,
e poi tornato in Italia verso gli anni 90 ha contribuito con i sindacati e altri a fondare il CESTIM e occuparsi in termini propositivi, ha fatto cose, diciamo così, assieme al CESTIM per cercare di migliorare l'inserimento dei migranti e la loro integrazione e renderli un asset per la nostra società piuttosto che un problema. Allora, io direi restiamo fedeli al metodo for dummies, per sprovveduti ma per gente che vuole vedersi chiaro nei numeri. Vi leggo le ultime 10 righe di quell'articolo che voi avete. In Italia vivono 5.300.000 stranieri, siamo 58 milioni e qualcosa, quindi fate voi i conti, 1 su 10 è straniero. Quelli legali sono circa 460.000, 8% più o meno del monte migranti complessivo. Per rimpatriarli con i ritmi attuali, Verdelli dice 127 anni, io ho rifatto i conti basandomi sui dati dell'anno scorso e sulle ipotesi di dati di quest'anno. L'anno scorso abbiamo reimmigrato, portato all'estero, volontari o non volontari. Allora, il nostro governo dice 6.600, 6.700 persone, di cui circa un decimo volontario e gli altri obbligati. Se andiamo però sui dati Eurostat, i dati sono un po' diversi, non si arriva a 5.000. Se io devo reimmigrarne 460.000 e ne faccio 5.000 all'anno, servono 100 anni? Vabbè che in parte in 100 anni il problema si autorisolve perché, come dire, per questioni anagrafiche se non altro. Però è per darvi un'idea del che cosa vuol dire quando uno parla di reimmigrazione. Al di là dello slogan, se vai a vedere i numeri veri, se vai a vedere la concretezza di questa ipotesi, resti un po' basito, perché ragionare su numeri del genere con le capacità che abbiamo adesso, no. Scusate, ho fatto troppi commenti. Tra stranieri liberi in aumento, solo lo 0,4% è recluso in carcere. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, oggi un lavoratore su 7, 1 su 7 non è italiano. Quelli extra UE sono cresciuti del 35%, sono 3 milioni e mezzo lavoratori, più ci sono 800.000 lavoratori europei che operano in Italia. Insieme fanno quasi il 16% degli assicurati INPS, non è poco, vuol dire che il 16% delle nostre pensioni è pagato da gente che forse non è nata in Italia o non è italiana. Governando i flussi migratori, accompagnandoli con percorsi di formazione, integrazione, legalità, già contribuiscono alle nostre pensioni. Cari concittadini e concittadini, dice sul Corriere, scegliete chi vi pare, ma prestate attenzione ai giochi di prestigio, a chi trasforma un'ombra in un'eclissi. I semi dell'odio producono piante esuberanti e a crescita istantanea. Difficile però che i loro frutti favoriscano il benessere e l'armonia di un paese, di una comunità. Invece noi cerchiamo di buttare giù dei numeri e delle idee per favorire il benessere e l'armonia di una comunità, di un paese. Io comincerei da Carlo Melegari, quasi mezzo secolo su questi temi, chiedendogli di mostrarci alcuni numeri, pochi e chiari, per chiarire cosa vuol dire immigrazione oggi in Italia, per chiarirci il fenomeno. Darei subito la parola a lui. Sì, come è stato detto, io vengo da una lunga esperienza sia di studio che di operatività nel campo delle migrazioni, perché mi sono occupato negli anni 80 e 90 dei nostri emigrati all'estero, in Belgio, in Germania, in Inghilterra, e poi dall'inizio degli anni 90 dell'immigrazione in Italia, perché è dagli anni 80 e gli anni 90 che
che c'è il cambio di direzione delle migrazioni per quanto riguarda il nostro paese. Fino agli anni 80 eravamo grandi esportatori di manodopera che non trovava possibilità di reddito in Italia. Dagli anni 80, seconda metà, non è che abbiamo cessato di emigrare, si emigra ancora adesso. Si calcola che circa 200.000, soprattutto giovani, vadano via ogni anno dal nostro paese. Certo non nelle condizioni in cui partivano i nostri migranti di allora, che erano soprattutto provenienti dai ceti insomma meno abbienti. Diciamo che una buona parte di loro erano anche privi di un livello di istruzione che diremmo oggi indispensabile. Tanti, io in Germania e in Inghilterra ho organizzato dei corsi per semi-analfabeti italiani, aggiungendo all'istruzione anche la formazione professionale, perché potessero promuoversi nel paese là dove si trovavano. E ecco, dagli anni 90 invece abbiamo, inizio anni 80 ma soprattutto dagli anni 90, abbiamo una direzione inversa, che ripeto in contemporanea ancora con l'uscita di entrata. Ecco, per dirvi, a Verona, quando abbiamo dato vita al CESTIM nel 1990, in concomitanza con la prima, in realtà era la seconda sanatoria, perché la prima era del 1986, la seconda, quella che noi conosciamo come la sanatoria Martelli, è del 90, e nel 90 nasce anche il CESTIM a Verona. A risultato di quella sanatoria noi avevamo meno di 10.000 immigrati nella nostra provincia. Oggi ne abbiamo 110-111.000 a tutti gli effetti classificati come stranieri iscritti alle anagrafi dei 98 comuni veronesi, ma abbiamo altri, si stima insomma almeno altri 40.000 che sono di background migratorio, ma già cittadini italiani, perché sono passati per loro quei 10 anni che la legge prevede perché si faccia richiesta di acquisizione della cittadinanza. Dopo si sa che passano anche altri 3, 4, 5 anni. Comunque, ecco, la provincia di Verona nel giro di 20-25 anni passa da alcune migliaia di residenti stranieri a 150.000 circa, su 920.000 che è attualmente la popolazione della nostra provincia, e di questi 920.000 fanno parte i 150.000 che ho appena detto. Da ricordare così, perché molte volte non si ha presente la cosa, che Verona come comune, che adesso ha mi sembra 260.000 abitanti circa, ecco, è rimasta città con il diritto di ottenere dei finanziamenti particolari da parte dello Stato centrale, perché supera i 250.000 grazie agli immigrati che ci sono, che in città sono circa, nel comune sono circa 36.000. Ecco, allora io ho portato qui, perché so che questa sera insomma, ci sono probabilmente delle varianti nella nostra programmazione dei tempi del dibattito, ho portato
i dati che potete avere in tasca, sì, in tasca, perché con il QR code, con questo QR code basta inquadrarlo e si va a lo vedere. inquadrate e nel vostro telefonino avete tutta questa serie di dati che io adesso vi presento un attimo in fretta, velocissimo, che sono 30, insomma, sono 35 tra grafici e tabelle, grafici e tabelle che hanno richiesto del lavoro serio da parte di chi nel CESTIM si occupa di studi e ricerche, in particolare di la sociologa Gloria Albertini. Allora, vedete, se voi in qualsiasi momento siete anche in autobus, c'è un blocco di traffico, aprite il vostro cellulare e una tabella oggi, 2 tabelle domani, 10 tabelle fra una settimana, ecco, avete la percezione che va al di là dei si dice, una percezione corretta, corrispondente alla realtà di quella che è la presenza dell'immigrazione a Verona in tutte le sue componenti, e mentre vedete questi dati capite anche quali sono gli indicatori di integrazione o di non integrazione, perché ci sono dei dati che rimandano a fatti positivi e dei dati che magari rimandano a fatti che non sono così come li vorremmo. Carlo, in consiglio comunale ti avrebbero già tolto 2 volte la parola, perché sei arrivato a 6 minuti invece che i 3 pattuiti. Allora, i dati andateveli a vedere voi, vi ho detto i dati della provincia, 111.000 più 40.000 di cittadini italiani con background migratorio. Nelle tabelle avete i dati che riguardano le varie nazionalità, quelle più presenti e quelle meno presenti. Pensate che sono 147 le nazionalità, qualcosa vi può dire chi in questura ha diretto il... Va bene, ascolta, 2 numeri su tutti di quelli che ha detto hanno indicato il fatto che si tratta di un problema che non è risolvibile con una battuta, con uno slogan, cioè qui stiamo parlando di 1 su 10, cioè voglio dire, se qui dentro noi fossimo una popolazione media e facessimo una statistica, una decina di voi sarebbe interessato alla cosa, quindi non si tratta di un qualcosa di marginale. E non si tratta nemmeno di quello che chiamano sostituzione, cioè abbiamo un decremento demografico tale che anche con la popolazione migrante la nostra nazione arriverà a riduzione del numero degli abitanti. Come dire, è nei numeri già adesso. Domenica scorsa noi qui abbiamo avuto... Ti interrompo. Sul giornale di oggi, l'Arena e anche il Corriere del Veneto, il Corriere di Verona, ci sono i dati del Veneto per quanto riguarda l'attesa per il 2030 di posti da occupare e posti che non saranno occupati. Si parla di nel Veneto di 300.000 persone che dovrebbero che mancano all'appello. Ecco, Gabrielli, di fronte a un fenomeno di questa entità, ha proposto nel suo libro un possibile percorso che si basa su 10 punti, ce li avete lì, nel secondo foglio, se ve lo leggete, spiega con chiarezza, in maniera precisissima, quelli che sono le ipotesi che lui... Ecco, io volevo sapere qual è la tua posizione rispetto, il tuo ex capo, quindi non è che puoi più di tanto, immagino, criticare, ma credo che sia, come dire, l'impostazione di una politica
fatta con estrema carezza, che si basa su dati, fatti e su ipotesi concrete di intervento. Allora, nella tua esperienza che va dal 2002, quando sei entrato e quando ancora il fenomeno non aveva queste dimensioni, ad adesso, che cosa hai elaborato tu in termini di possibile intervento e possibili ipotesi per un campo largo per governare il fenomeno? Allora, intanto ti ringrazio Carlo, ringrazio tutti quanti voi che siete qua stasera. Insomma, io ho la famiglia a casa con un po' di amici che stanno tifando e parto da quello. E tifano Spagna, mentre io quando tornerò a casa tiferò Argentina. Ma perché? Perché mio zio nel 1949 è partito dalla Puglia ed è andato in Argentina. E quindi mio zio purtroppo non c'è più, però ci sono delle cugine, io sono andato a trovarlo a Buenos Aires, questo per collegarsi a quanto era stato detto prima, no? A quanto siamo stati noi migranti, però ce lo siamo dimenticati. Mi collego a un'altra cosa veloce, poi rispetto ai tempi del Consiglio Comunale, e mi collego pure alla legge famosa Martelli del 1990, perché io una cosa che dico sempre quando si parla di migranti, che li ringrazio. Perché io sono arrivato a Verona nel 1993 e soprattutto quando andavo in qualche campo della provincia di Verona, soprattutto non appena mi sentivano parlare, dopo 33 anni, io ancora, questo è il mio accento romano, mi dicevano Terrone, tornatene a casa. Se erano particolarmente gentili mi dicevano Terrone di merda, tornatene a casa. Poi questi pochi imbecilli che mi chiamavano Terrone si sono accorti, la legge Martelli è la legge del 90, il CESTIM nasce nel 90, quindi da lì in poi si sono accorti che magicamente c'è qualcuno che è più terrone dei romani, dei napoletani, dei pugliesi e dei siciliani. E quindi io quello che dico sempre è che ringrazierò per sempre tutti i cittadini immigrati che si sono integrati nel nostro territorio, che si sono comportati bene, che rispettando le loro tradizioni si sono integrati, perché mi hanno fatto non sentire più terrone. Ma questo però ci dà una regola, e cioè quella di dire che però rischiamo tutti di essere terroni rispetto a qualcun altro. O ci costruiamo un igloo al centro esatto del Polo Nord, oppure siamo tutti terroni rispetto a qualcun altro. E quando vanno nelle scuole a parlare di integrazione, questo dico agli studenti veronesi: guardate che se domani io vado a Trento, vado a Bolzano, rispetto a loro siete terroni. E se vado a parlare con gli studenti tedeschi o norvegesi o danesi, voi siete terroni. Allora questo mi ha sempre spinto a considerare le persone dopo averle conosciute, non in base a dei pregiudizi. Però arrivo alla fase più concreta. Io sono in una fase della mia vita in cui posso criticare tutti, cioè davvero non sono mai stato così libero come in vita mia, perché prima facevo parte di una famiglia meravigliosa, ne faccio ancora parte, che era la polizia, che per forza di cose ti imponeva il rispetto di determinate regole, anche nel controllo di determinati pensieri. Adesso io sono proprio libero, però devo dire che faccio fatica a criticare il mio ex capo della polizia Gabrielli, perché condivido tutto quello che Gabrielli ha scritto nel libro e tutto quello, il capitolo in particolare che lui ha dedicato all'immigrazione, perché vedete, parto dalla conclusione: mentre ci sono persone che parlano di remigrazione e altre che gli vanno dietro pensando e temendo di perdere determinati voti, Gabrielli arriva secondo me a una conclusione che in realtà era già stata adottata qualche anno fa e qualche governo precedente, di creare invece un ministero per l'immigrazione. Perché quando si parla di immigrazione si parla di sicurezza, si parla di lavoro, si parla di sanità, si parla di scuola, si parla di tutto, e quindi probabilmente bisognerebbe invece arrivare a un ministro, a un ministero che con i contatti in tutti gli altri ministeri sappia gestire il fenomeno dell'immigrazione, che non è più un problema, non possiamo più chiamarlo un problema, mentre invece purtroppo lo si chiama ancora così, ma è un fenomeno dell'immigrazione al quale Gabrielli dà delle risposte, perché lui in questi 10 punti parla di canali di ingresso regolari, parlando di lavoro e formazione, e questo è indubbio. Il governo Meloni ha continuato a fare comunque entrare le persone, quindi è normale, e lo dicevamo appena adesso, che c'è bisogno di persone che entrino e che vadano a fare quei famosi lavori, che non è però una leggenda, che è così, quei famosi lavori che fanno soltanto le persone che vengono da fuori.
Se uno davvero avesse la bacchetta magica dall'altra parte e dicesse vabbè, ma da domani spariscono tutto, bisognerebbe poi con un drone andare a vedere chi c'è nei campi, chi c'è dentro le fabbriche, chi c'è dietro le cucine, chi c'è accanto ai nostri persone anziane alle quali noi li assistiamo, alle quali noi li affianchiamo. Però queste sono domande che ci dobbiamo fare, però non possiamo poi pretendere che queste persone lavorino, ci aiutino, ci diano una mano, si integrano nel nostro territorio e poi improvvisamente usciti dal luogo di lavoro spariscano, perché invece stanno con noi, vivono nelle nostre città, vivono nelle nostre comunità. E allora si parla sì di lavoro e di formazione, si parla quindi di una lotta forte alla tratta degli esseri umani e al caporalato, che è un'altra disgrazia che colpisce non soltanto il sud dell'Italia, anche qui da noi. Se voi pensate a persone che magari ci portano pure la pizza suonando al nostro citofono ma prendono pochi euro all'ora, anche questo è sfruttamento, anche questo è comunque qualcosa che sa di tratta. E allora bisogna lavorare, ma non soltanto le forze dell'ordine, l'ispettorato del lavoro, chiunque riesce ad andare a colpire questi fenomeni. E lì dove vengono fuori realtà che sono veramente oggetto di caporalato, e allora bisogna pensare alla confisca dei beni, e quella confisca dei beni, perché lì dove si vanno a colpire i soldi si va a colpire davvero gli interessi, vengono confiscati quei beni e i soldi vengono impiegati per l'integrazione, perché poi di questo ci dobbiamo occupare, di integrazione. E quindi vuol dire corsi di italiano, vuol dire corsi di italiano gratuiti lì dove è possibile, vuol dire ancora più impegno nelle scuole a partire dalle elementari, le medie, le superiori. Su questo dobbiamo lavorare, ma integrazione però non è pretendere che diventino uguali, identici a noi, che credano necessariamente nel nostro stesso Dio o che abbiano le stesse nostre identiche tradizioni. Però è ovvio, e questo ce lo dobbiamo dire, che però sì che gli dobbiamo insegnare a rispettare le nostre regole, perché poi anche di questo dobbiamo parlare. E io credo, e Gabrielli questo lo affronta con grande coraggio, che anche all'interno della festa dell'unità, che anche all'interno del nostro famoso centro-sinistra, campo largo, campo stretto che sia, dobbiamo parlare di sicurezza, e se si parla di sicurezza si deve parlare anche necessariamente di immigrazione, perché i dati che sono stati detti prima sono veri, però io vi riporto quanto dicono gli agenti delle volanti nel momento in cui ritornano da un turno di servizio, e cioè che il 95% degli interventi purtroppo sono fatti su cittadini stranieri, e questo è un dato di fatto. Poi bisognerebbe essere non miopi per capire che su quel 95% degli interventi molti sono irregolari, non sono cioè cittadini regolari, che non hanno nessun tempo e nessuna voglia di delinquere, perché lavorano dalla mattina alla sera e perché poi tornano a casa dalle loro famiglie. Però lì dove c'è l'irregolare che delinque, l'irregolare che non ha nessuna intenzione di integrarsi, e allora probabilmente Gabrielli ne parla, quindi non lo dico semplicemente io, sì che bisogna pensare pure alle espulsioni. Perché se il cittadino straniero sta qui, non ha nessuna intenzione di integrarsi, non ha nessuna intenzione di andare avanti con un percorso, nonostante su questo si stia facendo o si dovrà fare più avanti, e allora bisogna pensare anche a questo, perché se no è inutile che si parla di immigrazione in generale se non si tocca anche questo fenomeno, se non si tocca anche questo punto. Io poi insegnavo ai miei poliziotti di andare oltre ai loro interventi e quindi di capire delle tantissime persone, per esempio, presenti sul nostro territorio che non delinquono, che non fanno nulla, che si comportano bene, che lavorano dalla mattina alla sera, che sono la stragrande maggioranza. Però è chiaro che la patologia del sistema ci porta sempre a evidenziare quelle cose che non vanno bene. Vado velocissimo, quindi gestione degli overstayers, perché questo è l'altro problema. Ci hanno fatto credere, fino a quando c'erano gli altri governi, che il vero problema fosse quello degli sbarchi. Arrivava lo sbarco e di fronte all'ennesimo sbarco, e quando io vedevo gli sbarchi pensavo a quelli che arrivavano e pensavo a quelli che non arrivavano, a quelli che sono morti nel mare e che continuano a morire nel mare, a quelle persone che abbiamo avuto il coraggio, e dico abbiamo avuto perché facciamo parte di questo paese anche se il governo non è quello che noi sogniamo di avere, che nel momento in cui arrivavano con le navi sulle coste siciliane le mandavamo a sbarcare nel nord Italia,
continuando un viaggio della speranza, un viaggio della sofferenza incredibile, pensando che quella potesse essere la soluzione, ma quello che ci hanno fatto credere per anni, e cioè che il problema fossero gli sbarchi e che dagli sbarchi venisse fuori l'invasione, in realtà noi ce l'abbiamo soprattutto con gli overstayers, e cioè con quelle persone che entrano in Italia regolarmente, o grazie ai flussi, o grazie a un visto turistico, o grazie all'ingresso in Italia per turismo, e poi è arrivato il momento di andare via, non se ne vanno, restano nel nostro territorio. E allora anche su quelli, ma è ovvio che parlarne adesso in un governo attuale pare una follia, bisogna probabilmente pensare a una regolarizzazione, a un qualcosa che possa regolarizzare quelle persone che comunque stanno nel nostro territorio, che comunque nessuno sarà in grado di rimpatriare, ammesso che qualcuno lo voglia fare, e che hanno un lavoro, riescono ad avere un alloggio e potrebbero diventare cittadini italiani a tutti gli effetti. Sì, Gabrielli parla di un percorso binario, cioè o ti integri o te ne vai, sostanzialmente, per buttarla giù in maniera brutale. È chiaro che o ti integri o te ne vai deve essere una ipotesi di lavoro realistica, cioè deve essere un'ipotesi in cui la proposta o ti integri è davvero una proposta praticabile, perché altrimenti non facciamo altro che creare precarietà, illegalità e quindi problemi, perché il vero punto, l'ha chiarito benissimo Giampaolo, è legato al fatto degli irregolari. Chi è regolare, ha un lavoro, una famiglia, una casa, ha anche fatto fatica magari per arrivare a una certa posizione sul suo posto di lavoro, è difficile che butti tutto all'aria per il gusto di farlo, no? Non lo fa. Come nella nostra situazione, chi ha una situazione socialmente, come dire, integrata, è difficile che possa pensare di delinquere, non è nella sua convenienza economica, mettiamola così. Allora io vorrei chiedere a Carlo invece anche una chiarezza sui termini. Integrazione e inclusione sono due termini che vanno a braccetto, vanno a contrasto, non so come dire, però indicano secondo me degli aspetti importanti nel modo di gestire l'immigrazione. Allora, in termini rapidissimi, 3 minuti, Consiglio Comunale, vorrei che tu parlassi di questo. Allora, questi due termini sono stati usati nella letteratura sociologica a partire da delle esperienze storiche e da ricerche che sono state fatte su quello che avviene quando non c'è un riconoscimento reciproco dell'appartenenza alla stessa comunità con pari dignità, pari diritti, obbligo a pari doveri e fruizione di pari opportunità. Allora, l'inclusione si riferisce a una azione contraria a che cosa? All'esclusione e quindi riguarda maggiormente le politiche di accoglienza. Io ti accolgo e ti includo. L'integrazione invece fa riferimento a chi ha smesso di essere migrante, è diventato immigrato, participio passato sostantivato, e quindi entra in un processo che lo porterà a godere degli stessi diritti, ad essere riconosciuto con la pari dignità, ad essere atteso per pari obblighi e ad essere in qualche modo fruitore di pari opportunità. Dico questo perché spesso, e qui è tutta fonte di equivoco, noi ci facciamo la domanda: ma sono integrati questi, anche nei discorsi che stiamo facendo adesso, usiamo perché è come dire, nel modo di dire comune nei mass media, ma sono integrati questi immigrati? No, non è questa la domanda da fare. La domanda da fare è: c'è integrazione in questa società? Perché l'integrazione dipende da chi è nuovo cittadino e da chi è vecchio cittadino, se c'è un riconoscimento reciproco appunto di quello che
stavo dicendo e continuo a ripetere, cioè dell'essere appartenenti a pieno diritto e con pari dignità in questa comunità. Ma l'integrazione, ma come avviene in tanti altri ambiti dei diritti che sono affermati e dei principi che sono affermati dalla nostra Costituzione, non è qualcosa che è dato per scontato in una società. Per tutti c'è un cammino da fare, c'è un processo in corso, pensate uomini e donne, se c'è parità di diritti, si può dire che c'è piena integrazione in questa società dal momento che ci troviamo di fronte a disparità di trattamento e a non pieno riconoscimento della parità. Quindi noi dobbiamo tirare via questa, non usare più, non ragionare più sul sono integrati o non sono integrati, perché lo dovremmo fare da tutte e due le parti. Gabrielli nel suo libro parla di una integrazione come infrastruttura. Lui dice, primo, l'italiano, senza italiano non vai da nessuna parte, non puoi avere successo scolastico, non puoi... Secondo, dice, ragioniamo su come includerli all'interno della scuola, per esempio. Diamogli, cioè come ai ragazzi che hanno altri tipi di difficoltà, diamogli un tutoraggio, consideriamo che sono neoarrivati, diamogli le opportunità per avere successo scolastico. Dopodiché dice devono accedere a un vero lavoro che non è né caporalato né lavoro sottodimensionato né sfruttamento, devono essere quindi formati. Mettiamo in piedi dei percorsi per formare velocemente queste persone in modo che siano inserite al meglio nel mondo del lavoro. E guardate bene che adesso le associazioni datoriali sono le prime che parlano di questo stesso tipo di necessità. Negli incontri che abbiamo avuto col Gestim, ma con associazioni datoriali, piccola e media industria per esempio, loro si pongono il problema: cosa succederà tra 2 anni, 5 anni, 10 anni se io non riesco neanche adesso ad avere gli operai specializzati che mi servono. Ma non solo, si pongono un altro problema, che è il problema della casa. Fino adesso noi abbiamo parlato del problema della casa come di un problema del non si riesce a trovare casa per i giovani che escono, eccetera. In realtà noi non riusciamo nemmeno a rendere la nostra società attraente per chi deve venirci a lavorare, e non solo per lavori di bassa manovalanza. Penso per esempio agli infermieri, penso agli insegnanti, cioè professioni che una volta non avevano questo tipo di problema, e non è detto nemmeno che sia un problema di appartenenze o non appartenenze, di essere nati o non nati in Italia. È un problema reale. Allora tutta questa infrastruttura va costruita a livello locale o a livello regionale. La domanda successiva per il nostro Giampaolo è: tu che sei consigliere regionale e ti occuperai, almeno in questa prima battuta, come dire, ti sei inserito nel settore sicurezza che è anche il tuo, pensi che sia possibile a livello regionale sia una azione diversa, che una narrazione diversa sui temi della migrazione e della sicurezza? Come pensi di portare il tuo contributo in quei settori? Sì, allora alcuni ogni tanto mi criticano su questo perché dice ma Trevisi parla solo di sicurezza, ma io piano piano sto cercando di addentrarmi un po' in quelli che sono anche gli altri temi. A me non sono mai piaciuti i tuttologi, e quindi coloro che parlano di tutto facendo finta di sapere tutto, insomma. Quindi io per ora mi sto occupando di quello che conosco, e devo dire che anche chi sta dall'altra parte dell'aula consigliare del centrodestra, quando mi metto a parlare di sicurezza perlomeno restano in silenzio, perché sanno che, voglio dire, dalla mia ho circa 33 anni di esperienza, insomma. Io non credo che sul tema immigrazione, integrazione nella regione si possa fare poi chissà che, perché comunque è governata
da forze politiche che evidentemente non hanno questo grande interesse, ma davvero poi miope, perché io dico, siccome alla fine nella bocca di tutti c'è sempre la parola sicurezza, davvero bisognerebbe collegare integrazione e sicurezza, perché più c'è la famosa integrazione, più c'è la famosa inclusione nel momento in cui arrivano, meno c'è irregolarità e più c'è sicurezza, perché poi veramente in una percentuale altissima coloro che delinquono sono coloro che sono irregolari e che purtroppo spesso finiscono nelle maglie di qualcuno che cerca di sfruttare la loro posizione irregolare. Quindi davvero bisognerebbe andare un po' oltre gli steccati ideologici e lavorare di più su questo. E quindi io quello che dico sempre è che ci sarebbe bisogno sempre, anche per strada, lo dice pure Gabrielli, un poliziotto, un operatore sociale, un operatore sanitario. Tante volte nelle condizioni anche più difficili, e Verona sa che cosa vuol dire questo, e non solo Verona, troviamo persone che hanno disagi psichici importanti e che non può essere pensabile che possono essere gestiti soltanto da donne e uomini delle forze dell'ordine o della polizia locale, perché spesso si trovano in grossa difficoltà e non sanno neanche come gestirli. Quindi per questo quando Gabrielli tocca il tema della sicurezza parla di presidi territoriali o di prossimità fatti da forze dell'ordine, servizi sociali, operatori sanitari. Parla della salvaguardia del pluralismo religioso, ma stando bene attenti a quella che è la fede dalla militanza politica, perché possono professare la loro religione, certo che lo possono fare, lo dice la nostra Costituzione, però bisogna stare attenti lì dove la loro professione di fede va oltre e diventa invece una scelta di militanza politica, e sappiamo su quali binari va, fino ad arrivare a dei patti locali di coesistenza, soprattutto nei piccoli comuni dove può sembrare più facile farlo. Mi collego e concludo al problema della casa che abbiamo detto prima. Chiunque sia un amministratore comunale, regionale, ancora di più nazionale, insomma, se non si pone il problema della casa vuol dire che non ha capito nulla, perché purtroppo alla base di tutto c'è la casa. Ma non riguarda soltanto, si vede anche nelle slide, non riguarda soltanto gli stranieri, lo dicevamo prima, riguarda tutti. Sugli stranieri mi permetto di dire che lì dove ci sono quei comuni che pensano di, tra virgolette, ghettizzare tutti i cittadini stranieri in un determinato quartiere, in una determinata zona, o se non c'è una volontà, però di fatto avviene questo, perché in quella zona si trovano affitti o case più a basso costo, però poi a distanza di qualche anno un problema sicurezza può nascere, sì. Quindi anche su questo bisognerebbe lavorare e fare davvero molto di più. Sì, e allora adesso Carlo, suggerimenti per la nostra amministrazione. Voglio dire, è vero, non siamo un piccolo comune, che era l'ipotesi di lavoro di Gabrielli. Gabrielli sostanzialmente dice ci sono piccoli comuni che rischiano, diciamo così, di chiudere, diamo a loro disposizione delle forze nuove, vediamo di creare dei percorsi di integrazione, vediamo di rivitalizzare dei territori senza lacerarli. Ecco, questa è la sua ipotesi di lavoro, che è un'ipotesi molto positiva. Ma anche i comuni un po' meno piccoli come Verona hanno bisogno di una serie di indicazioni, a mio avviso, di linee programmatiche che tengano conto di quelli che ormai sono 1/10 dei cittadini che vivono sul territorio. Allora, come Carlo Melegari e come CESTIM, per chi non lo conoscesse, CESTIM, Centro Studi Immigrazione, siamo nati per studiare il fenomeno, ma pian piano ci siamo ridirezionati a insegnare tanto italiano ai ragazzi. Ne abbiamo migliaia che ogni anno frequentano i nostri corsi, collaboriamo con centinaia di scuole veronesi, di plessi scolastici veronesi, grazie pesantemente ad alcune fondazioni, la Biondani Ravetta, Fondazione San Zeno, che è un'emanazione di Calzedonia per chi non la conoscesse, che insomma finanziano tutto questo intervento. Un intervento che ha permesso nel corso di decine di anni un'azione capillare, nascosta, conosciuta solo dagli addetti ai lavori o poco più, che mira a un successo formativo dei ragazzi attraverso l'apprendimento dell'italiano. Questa è la pubblicità progresso per i cesti, me ne scuso e continuo nel mio ragionamento con Carlo. Cosa potremmo suggerire a questa e speriamo anche alla prossima amministrazione? Speriamo di tornare ad essere amministrazione della città di Verona.
nei termini di favorire l'inclusione e l'integrazione della popolazione migrante. Parlando della casa, visto che è un problema molto molto attuale, pensiamo alla lotta che si dovrebbe fare da parte dell'amministrazione comunale alle speculazioni che ci sono per quanto riguarda gli affitti, per quanto riguarda l'abitabilità delle case. Quello che è successo a Veronetta, che è diventato il simbolo del degrado di questa città per, si diceva, la presenza degli stranieri, è avvenuto questo, cioè era finita la possibilità di sfruttare le case senza doverle mettere in ordine dal punto di vista della ristrutturazione, e il limone lo si è spremuto fino all'ultima goccia, andando via quelli che non si adattavano più ad abitare in quelle case lì, quindi studenti e in quell'area lì ricercatori dell'università, eccetera eccetera, si sono messi dentro con la disponibilità a pagare quello che il proprietario richiedeva, degli immigrati che per sostenere quel tipo di affitto sono diventati loro stessi degli sfruttatori dei loro compatrioti, insomma, delle persone della loro stessa nazionalità, per cui se un affitto di una casa indecente veniva richiesto a 1.000 euro, pur di non andare a dormire sotto i ponti, uno accettava i 1.000 euro e tirava in casa 10 persone. Allora il comune, se non è in grado di monitorare queste situazioni e di combatterle, è venuto meno a un suo compito, che è anche in funzione di quella integrazione che dicevamo, perché la casa deve avere una sua dignità, e per essere accessibile bisogna che abbia dei costi per la persona che va dentro, per la famiglia che va dentro, sostenibili. E questo è un ambito che secondo me deve essere messo a fuoco dall'amministrazione comunale, perché nel momento, cosa è successo? Che nel momento in cui a Veronetta spremuto il limone, si sono avuti i soldi, o comunque si è deciso di investire nelle ristrutturazioni, Veronetta ha cominciato a diventare in certe zone, e lo sarà sempre di più in futuro, uno dei quartieri più esclusivi di Verona. E quelli che abitavano lì dove sono andati ad abitare? A Santa Lucia, alle Golosine, in Borgo Roma, dove si sono create delle concentrazioni che con i ricongiungimenti familiari hanno creato problemi non piccoli. Allora, un'azione sulla casa ha dei riscontri e delle conseguenze che possono essere positive o negative a seconda che tu vuoi ottenere determinati obiettivi. La casa, l'integrazione scolastica. Cos'è successo con il lockdown? Che le famiglie di un certo ceto, con un certo reddito, con il computer in casa, 2 camere per i figli che insomma potevano mettersi a lavorare da remoto in quelle stanze. In quelle stanze lì hanno fatto quelli che avevano la casa sovraffollata e che non avevano il reddito da computer per ogni ragazzo. Dove li vedevi? Per la strada. Ed è stato un disastro per i figli degli immigrati in quell'occasione lì. Allora, in ogni quartiere ci sono degli edifici che dipendono dal comune, sono le scuole. Le scuole
elementari, le scuole medie anche quelle, negli istituti comprensivi, mentre le superiori dipendono dalla provincia. Allora, perché non investire nella funzionalità della scuola tutto il giorno, non dico 24 ore su 24, ma sicuramente il doppio delle ore in cui adesso le scuole sono adoperate, perché siano aperte alla aggregazione di quanti, e poi neanche soltanto di loro, di quanti non hanno delle possibilità di spendere bene la loro giornata una volta che sono usciti dall'orario dalla scuola. Le scuole al posto degli oratori, da tua proposta. Gli oratori li sosteniamo e adesso in questo periodo estivo sappiamo anche cosa vuol dire il rest, ecco, ma ci sono anche come dire, dei servizi comunali durante l'estate, ma ecco, gli edifici ci sono e si devono fare degli investimenti di quartiere per quartiere, perché la scuola diventi il luogo familiare dell'aggregazione dei minori. Questa è un'altra azione da target e da obiettivo da proporsi e da mettere in programma per la prossima amministrazione. Cercheremo di metterlo in programma. Sempre per cose che possiamo mettere in programma, abbiamo individuato l'area dell'irregolarità come la fonte di gran parte dei nostri guai su questi due temi. Secondo te cosa si potrebbe fare per cercare di diminuire quest'area e favorire tutte quelle che sono quelle che abbiamo detto, le azioni positive, formazione, lavoro, casa, sicurezza, cioè se dobbiamo stilare il nuovo programma per la nuova amministrazione, cosa ci mettiamo dentro su questi temi e come lo raccontiamo anche, perché anche la comunicazione vuole la sua parte, cioè parlare alla pancia dei nostri concittadini è facilissimo, no? Basta, come dire, crisi del ceto medio, tu individui il nemico esterno e immediatamente hai il consenso, ma è un consenso che non produce risultati, cioè sfoga degli istinti, non produce risultati. Come potremmo raccontarla noi nel nostro campo? Sì, bisognerebbe andare un po' più nel concreto. Io dico sempre, se voi ci fate caso, che il generale in pensione adesso dice le stesse cose che più o meno erano state dette all'inizio del governo e durante la campagna elettorale gli ha permesso di vincere, e che non sono state realizzate, perché poi questo è successo, e siccome non sono state realizzate lui ritorna alla carica, dicendo di nuovo blocco navale, dicendo l'immigrazione per tutti, non solo per gli irregolari ma anche quelli che non si integrano. Se poi deve essere lui a valutare chi si integra o meno, siamo messi bene. Quindi sta rincorrendo questa cosa perché parliamo alla pancia. Ora però noi non dobbiamo parlare alla pancia, però dobbiamo parlare, e quindi io credo che quando si parla di immigrazione non va né demonizzata, così come è stato fatto e sta continuando a fare qualcuno, e neanche va idealizzata. Quindi noi ci dobbiamo rendere conto che il nostro paese non è in grado di accogliere tutti a braccia aperte, perché non è possibile. Ma questo anche nel rispetto di coloro che poi entrano nel nostro paese pensando di trovare chissà che cosa e non lo trovano, perché poi trovano i campi dove lavorano per 2 euro all'ora se gli va bene, trovano quelli che gli danno fuoco mentre sono chiusi in macchina. E allora bisogna rendersi conto di questo e bisogna quindi lavorare per un qualcosa di completamente diverso. Quindi, e torno all'aspetto di prima, c'è bisogno di espulsioni volontarie o non volontarie nel momento in cui c'è qualcuno che esce dal carcere dopo aver scontato la pena, e bisogna pensare pure a questo. Come? E ci sono gli accordi bilaterali, che tanto se non si fanno gli accordi bilaterali c'è poco da fare, perché tutti quelli che parlano di immigrazione si scordano sempre di dire una cosa molto semplice, che non è che bisogna essere laureati in giurisprudenza per capirla, e cioè che nel 90% dei casi, soprattutto i cittadini stranieri, diciamo, che non si comportano bene, sanno che la prima cosa
cosa che devono fare è far sparire il loro passaporto, e se io trovo il cittadino straniero senza passaporto e voglio rispedirlo a casa, perché forse si meriterebbe di essere rispedito a casa, io non lo rispedirò mai a casa perché non ha il passaporto. Allora costruisco i centri di accoglienza, come è stato fatto, 800 milioni di euro per un centro in Albania che forse ha lavorato per l'1% di quello che doveva essere contenuto. Allora probabilmente questi soldi si potevano impiegare molto di più per l'integrazione, si potevano impiegare di più per i progetti, si possono ipotizzare davvero delle soluzioni di regolarizzazione, e cioè di fronte a quelle persone che non hanno precedenti penali, e lo sappiamo bene perché sappiamo le persone che hanno i precedenti o meno, che hanno già un lavoro in nero perché non avendo il permesso di soggiorno non possono lavorare regolarmente, pensare a una regolarizzazione, pensare, c'è stato un referendum confuso in altri referendum, a vie più facili per la cittadinanza. Ora bisogna avere 10 anni di residenza, ma poi quanti anni aspetti prima di avere la cittadinanza italiana? Ne aspetti altrettanti, perché c'è una burocrazia incredibile che fa sì che soltanto da Roma arrivino le cittadinanze. E vi dirò di più, che io sono straconvinto che nel momento in cui, come spero possa avvenire, ci sarà un governo di centrosinistra con magari il ministro dell'interno Gabrielli e con tante altre persone in grado davvero di prospettarci un paese completamente diverso, bisognerebbe probabilmente arrivare al punto di dire che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in un territorio, quelli con la carta di soggiorno, non quelli col permesso di soggiorno, secondo me alle amministrative dovrebbero poter votare, perché questo darebbe loro la consapevolezza di essere cittadini che stanno nel nostro territorio, darebbero a loro la consapevolezza di dire faccio parte di questa comunità a tutti gli effetti. Allora non è possibile nelle nazionali, non è possibile neanche nelle regionali, già partendo dalle amministrative, questo sarebbe un gran bel segnale. È ovvio che quello che si diceva delle scuole dell'italiano diventa fondamentale e importante, non tutti però hanno la fortuna di avere Cestim, e quindi anche su questo probabilmente dovrebbe esserci qualcosa di più strutturato. Perfetto. Io direi, c'è qualcuno, qualche Damies che vuole fare domande? Se qualcuno vuole fare domande è l'ora. Non vedo mani alzate, una mano alzata, anche per non infierire su quei pochi, immagino, che vogliono andare a vedere il secondo tempo della partita, vero? Sì, buonasera. Volevo semplicemente capire perché con i mezzi tecnologici che abbiamo non si riesca a capire le, diciamo, fasce di sfruttamento del lavoro in agricoltura. Ci sono droni che possono vedere esattamente chi è al lavoro in quella determinata zona. Quindi la domanda è: perché non si riesce a, prima di tutto, intercettare questa situazione di illegalità da parte degli italiani che sfruttano spesso irregolari e che godono del fatto che sono irregolari e quindi possono dare €1 all'ora e farli lavorare 15 ore al giorno. Quindi questo sarebbe la prima cosa, cioè di riuscire a diciamo, eradicare questa attività, e questo probabilmente permetterebbe poi di dire ok, mi servono i lavoratori, li metto in regola e diventano, quindi accedono a tutti i diritti. Certo. Rispondiamo. Sì, vai Carlo. Sì. Prendo spunto da questo intervento per dire e ribadire ancora una volta che il vero regolatore dei flussi non è la politica dell'ostacolare gli sbarchi o delle espulsioni, che poi riguarda sempre poche centinaia di persone, qualche migliaio. Il vero regolatore dei flussi è la lotta nera, la lotta dura al lavoro nero. È quello, perché il migrante in generale è una persona come noi. I migranti non sono né delinquenti né deficienti. Se si muovono dal loro paese con tutto quello che vuol dire lasciare la propria famiglia, i propri amici, il proprio ambiente, sradicarsi da una parte per andare a radicarsi dall'altra, è sempre
anche nella migliore delle ipotesi, una decisione molto difficile da prendere. Uno, se sa di andare in un paese dove migliora la sua condizione di vita e la migliora perché c'è il lavoro regolare, perché c'è un reddito regolare, perché non è ammesso il lavoro nero, non andrà mai in un paese dove c'è il lavoro nero. Il vero regolatore dei flussi è la lotta spietata al lavoro nero. A quel punto, se ci si basa sull'intelligenza del migrante, allora è la politica dei visti che deve cambiare. La politica dei visti deve essere fatta sulla base della fiducia, tu ti muovi perché sai che avrai delle possibilità di miglioramento delle tue condizioni di vita in un paese che non ti accetta, che non può accettarti, che ti come dire, che punirà il datore di lavoro come punirà te se ti metterai dentro un circuito e una situazione da lavoro nero, per cui non c'è motivo di impedire l'ottenimento del visto di ingresso, se non sulla base della fiducia. Allora, con il visto di ingresso che tu ottieni facilmente, perché adesso non si ottiene il visto di ingresso nei paesi come dire, a malessere sociale e lontani nel PIL da quello che è il nostro PIL. Adesso il permesso di soggiorno viene negato in qualsiasi paese del terzo mondo, viene negato senza dare spiegazione. E allora chi sa che in un determinato paese, per le informazioni che sono arrivate attendibili per lui da parenti, amici e conoscenti, c'è la possibilità anche nel lavoro nero di migliorare la propria condizione, parte e l'unica possibilità che ha è quella di presentarsi come richiedente asilo, non ce n'è altra, e per presentarsi come richiedente asilo deve fare tutto quel percorso da calvario che sappiamo nel deserto, la rotta balcanica con rischio di morte, come insomma certo. Abbiamo notizie tutti i giorni sì, va detto che sulla carta, forse pochi di voi lo sanno, questo è uno dei governo Meloni, che ha dichiarato il maggior numero di lavoratori nell'ultimo triennio per flussi. Volete fare un'ipotesi di quanti dovrebbero entrare col decreto flussi nel triennio che va? Provate a dire un numerino. 450.000 in 3 anni, quindi 150.000 circa, non è esattissimo il numero che vi ho detto, ma è per darvi un'idea. Sapete quanti di questi vanno a buon fine? Tra l'8 e il 15%. 8, una cosa che ha l'8% di successo, voi la definite una cosa che ha senso? Chi di voi? È un fallimento. Se uno ha l'8% di successo ha fatto una cosa, non ha fatto una cosa, ha fallito. Però questi sono i dati dei nostri decreti flussi. Ma d'altra parte, sapete come dovrebbe funzionare il decreto flussi? Un'industria in Italia, a Verona supponiamo, ha bisogno di 10 lavoratori. Bene, può assumere i lavoratori magari irregolari che passano davanti a quell'industria e che magari chiedono potete prenderci? No, deve assumere 10 lavoratori del loro paese d'origine che non hanno mai visto, che non sanno chi siano, con cui non hanno probabilmente nemmeno mai fatto un colloquio, di cui non conoscono la preparazione, non conoscono niente, dovrebbero assumere quei 10 che abitano là, perché in quel modo quei 10 potranno andare al loro consolato di riferimento e chiedere un visto. Il visto dovrebbe essere concesso, ma ci sono 1000 ragioni ostative, compreso il fatto che possono dire no, non ti concedo il visto, senza specificare il motivo per cui non te lo concedo. Però, fatto quello, dovrebbero
quei lavoratori venire in Italia, trovare una sistemazione, essere incardinati in quell'industria e cominciare a lavorare. Credo che tutti voi possiate capire perché la percentuale di successo è di quel tipo, 8-10 su quelli che hanno fatto domanda, perché è una procedura impossibile. Allora, se si facesse anche solo una modesta modifica, dicendo che nel decreto flussi possono rientrare quelli che per vari motivi, non se hanno commesso reati, ma che per vari motivi sono in Italia, magari come irregolari o come overstayers, che sono rimasti più a lungo di quello che dovevano. Secondo voi quella percentuale dell'8-15% ma aumenterà? O io penso proprio di sì, e penso anche che si potrebbero per quel tipo di persone creare dei percorsi ad hoc di veloce inserimento, colloqui diretti con l'azienda, cioè per far funzionare le cose. In realtà non sono richieste cose impossibili, è richiesto di applicare buon senso, di coordinare tutti quelli che se ne occupano, dal terzo settore agli enti locali, alle prefetture, a tutti quelli che hanno parola in merito, e probabilmente il problema sia dell'integrazione dei migranti, sia del loro, come dire, di una loro non solo narrazione, ma di una realtà che abbia a che fare con, togliendoli completamente dal problema securitario, dal problema della sicurezza, probabilmente si potrebbero fare dei gran passi in avanti senza nemmeno troppo far fatica. Concludo. Prego. No, io volevo concludere, mi alzo in piedi per concludere, tanto non si vede neanche molto che mi alzo in piedi, perché io credo che questa sera noi tutti siamo stati qua sfidando anche la finale di Coppa del Mondo, ed è già bello, no? Che stiamo qua parlando di immigrazione e di sicurezza. Io credo che tutti quanti noi, che poi si lavori in consiglio regionale, in consiglio comunale, in una scuola, o siamo semplicemente vicini di casa di una famiglia straniera, perché tutti si debba fare di più. Allora io, la prima persona è quella che ho citato all'inizio, mio zio Ciccio. Quindi io ogni volta che stavo all'ufficio immigrazione e guardavo negli occhi i cittadini stranieri che stavano in fila per richiedere il permesso di soggiorno, e quindi non erano gli irregolari o quelli che delinquevano, erano soltanto quelli che volevano il rinnovo del permesso di soggiorno. E considerate che io spesso andavo via dalla questura alle 8 di sera della domenica dopo aver finito il servizio di ordine pubblico allo stadio, e mentre io andavo a casa a farmi la doccia calda c'era già gente in fila alle 8 di sera della sera precedente per sperare alle 8 di mattina di entrare all'ufficio immigrazione. E io ogni volta che guardavo negli occhi quelle persone guardavo gli occhi di zio Ciccio, perché poi a questo bisogna pensare. Però c'è un'altra persona che mi fa pensare e che mi fila a dire che qualunque cosa io farò da grande, perché ancora non ho deciso che cosa fare da grande, farò di tutto per impegnarmi su questo tema. Ed è una persona che io ho conosciuto un giorno all'ufficio immigrazione, è una storia che ho già raccontato ma rende un po' l'idea. Quando io stavo all'ufficio immigrazione, alla fine di questo corridoio c'era questa porta a vetri, ogni tanto questa porta si apriva e si sentiva di tutto e di più, perché c'erano i sindacati, c'erano le suore, c'erano i sacerdoti, c'erano i poveri cittadini stranieri che venivano a chiedere le urgenze, ma non le urgenze perché volevano andare alle Maldive, le urgenze per tornare a casa perché gli era morto il padre o la madre, le urgenze perché il loro figlio doveva giocare nella squadra di periferia e non giocava se il permesso di soggiorno non era rinnovato, le urgenze di coloro che dovevano essere operati per un trapianto al cuore e non potevano essere operati. E quindi ogni volta che si apriva quella porta c'era una confusione inenarrabile, insulti. Noi andavamo ogni volta a casa la sera convinti di aver svuotato il mare col cucchiaino, di aver provato a svuotare il mare col cucchiaino. E quando io scherzo e dico che sono stati quei 7 anni di ufficio immigrazione a farmi perdere i capelli, io ci scherzo, ma è così. Io ce l'avevo e li ho persi perché era qualcosa che ti mandava a casa ogni volta senza alcuna speranza. Però quel giorno lì apriamo la porta, e quando apriamo la porta non si sentono né urla né grida, si sente solo il pianto di un disperato bambino che probabilmente adesso avrà 20 anni. E allora io vado di corsa insieme ai collaboratori a vedere che cosa era successo, e mi accorgo che questo bambino, davvero molto piccolo e davvero molto scuro, aveva sbattuto contro il muro del corridoio, probabilmente giocando e correndo avanti e indietro. E allora io
mi sono interrogato che cosa è successo, ho guardato la madre ancora più scura del figlio, la madre mi ha guardato e con un sorriso meraviglioso mi ha detto les brissia. Io da quella signora africana ho imparato che cosa vuol dire les brissia, perché l'integrazione è questo, è insegnare noi e imparare anche noi da loro quello che possiamo imparare, e io credo che l'impegno di tutti quanti noi debba essere questo. Questo è quello che ci permetterà, come dicevo prima, non di demonizzarla, non di idealizzarla, ma di fare qualcosa di concreto perché davvero il nostro paese possa essere migliore di quanto non sia già adesso. Grazie. Bene, grazie a tutti. Perdoniamo la leggera inflessione pugliese sull'espressione di Gianpaolo, ma insomma, voglio dire, si fa quel che si può. No? In fondo non è nato a Verona, dai. Scherzo naturalmente. Niente, vi ringrazio perché siete stati eroici a rimanere qua nonostante la partita a casa. Non sappiamo come sta andando perché non ho aperto il telefono. 0-0, non vi siete persi niente.